Tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, sono tempi talmente pazzotici, talmente ribaltati, talmente ossimorici, che un comico, cabarettista, volto televisivo noto per quanto diciamo abbastanza al crepuscolo della propria carriera, come Enzo Iacchetti, si candida a incarnare perfettamente lo spirito del tempo, lo spirito del discorso medio corrente, della cultura media corrente che in queste settimane si è sempre più affacciata in tutta la sua violenza, non più surrettizia ma dichiarata, violenza verbale, violenza ideologica, che però chiude gli occhi anche di fronte poi invece alla violenza effettiva. Solo ieri un professore è stato cacciato dal rettore di un'università in quanto da cittadino ebraico ha servito nell'esercito di Israele in passato. Un altro professore è stato aggredito, picchiato e cacciato da un collettivo di squadristi pro-PAL in quanto sionista all'Università di Pisa, solo per fare la cronaca relativa ai nostri atenei nelle ultime ore. Ma perché diciamo che Enzino Iacchetti, l'eterna spalla di Greggio, si candida, probabilmente lo diciamo sopravvalutandolo, ma questi sono i tempi, a incarnare appunto lo spirito del tempo, per quello che è andato in onda ieri sera, che l'ha visto protagonista a È sempre carta bianca, condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Il suo, i siti oggi dicono scontro, diciamo che uno scontro implica, detto male, che entrambi menino, è stato più invece un suo pestaggio intellettuale, mediatico e verbale rispetto all'interlocutore che si chiamava Eyal Mizrahi ed è il presidente della Federazione Amici di Israele. Si parlava ovviamente di quello che sta accadendo a Gaza. Iacchetti ha una posizione dichiarata, esplicita, legittima, tutta sbilanciata comunque a priori sulle ragioni dei palestinesi, senza mai contemplare un atomo di ragione da parte degli israeliani, ma questo ovviamente è il suo diritto, proprio perché siamo una democrazia come Israele, per inciso. Ma poi sono state le modalità dell'accaduto a rendere la scenetta proprio la sintesi del momento che viviamo. Parte che da subito Iacchetti ha iniziato a dire: se sapevo che c'era, poi pausa, una persona senza ragionamento non venivo. Poi incidentalmente era presidente di un'associazione amica dello Stato degli ebrei, ma comunque lui ha detto: se sapevo che c'era una persona senza ragionamento non venivo. Ha iniziato a sbraitare: sono secoli che mandate via i palestinesi, sono secoli. L'interlocutore cercava sbigottito di fargli notare che lo Stato di Israele esiste da nemmeno 80 anni. Ma a quel punto Iacchetti ha subito virato verso quello che poi è stato il mood dell'ipotetico scontro, in realtà dell'aggressione verbale, cioè ha subito iniziato a urlare: non ti faccio parlare, non ti faccio parlare. Ha ripreso addirittura Bianca Berlinguer, che ovviamente, come dire, non lo redarguiva più di tanto, o non lo redarguiva affatto: hai fatto male a invitarlo. A me non mi sta bene di parlarci insieme, cioè si disconosce la dignità di interlocutore dell'altro, di chi porta un altro punto di vista, che poi, ripeto, sono le ragioni di una democrazia in guerra che ha subito il 7 ottobre un pogrom. Ma questi sono tutti dettagli per il signor Enzino, non c'è tempo per soffermarsi. A me non mi sta bene di parlarci insieme. E poi, alzando sempre più il tono: in questa guerra non ci deve essere un contraddittorio. Questa è proprio la frase spia, la frase rivelatrice, la frase definitiva di tutto il milieu pseudoculturale che sta dando le carte in questi giorni e che va ben al di là della ex spalla di Greggio, ma che la ex spalla di Greggio sintetizza alla perfezione. In questa guerra non ci deve essere un contraddittorio, cioè è abolita l'essenza del confronto democratico, l'essenza anche della civiltà occidentale, il logos, il discorso, la dialettica. Su questo tema non ci deve essere. Le ragioni degli altri, che poi sono coloro che incarnano l'Occidente in quell'infernale spicchio di mondo, non devono essere ospitate. Rincarando la dose, nessuno deve contrastare la verità. Questa è una frase proprio esplicitamente e, come dire, senza complessi residui, totalitaria, perché nessuno deve contrastare la verità.
È una frase che gli estremisti del Novecento, siano essi rossi o neri, avrebbero tranquillamente firmato, poi cambia il tipo di verità da non contraddire, no? In questo caso è il fondamentalismo pro-PAL e il fondamentalismo anti-israeliano, per usare un eufemismo. A quel punto il povero Mizrahi dice una cosa politicamente scorretta, non meditata, ma di fronte a uno che ti dice non ci deve essere contraddittorio e nessuno deve contraddire la verità, e gli scappa una constatazione difficile da giudicare falsa, riferita alle due frasi di cui sopra, e le ridiciamo: non ci deve essere contraddittorio, nessuno deve contrastare la verità. E a Mizrahi gli scappa: beh, signor Iacchetti, lei è un fascista. In senso tecnico, se prendiamo quelle due frasi, qualunque fascista l'avrebbe sottoscritta. Sinceramente, sicuramente non sono due frasi ispirate al liberalismo di John Locke o alla tolleranza di Voltaire o alla società aperta di Karl Popper, no? Quelle due frasi. Iacchetti perde completamente la brocca. Cosa hai detto, stronzo? Vengo giù e ti prendo a pugni. Cioè, passiamo dalla negazione del confronto verbale, passiamo alla ufficializzazione del pestaggio fisico. Vengo giù e ti prendo a pugni, lo so che sei qua sotto, eh? Tutto questo lo ha, come dire, tranquillamente fatto nella sostanziale bonarietà della conduttrice, che immaginiamo a parti invertite sarebbe stata meno bonaria. Ma questo ha a che fare con la sceneggiatura di ogni trasmissione ha un suo sguardo sul mondo, per carità. Quello che è inquietante è lo sguardo di Iacchetti, che si candida a riassumere lo sguardo dominante, sfrondato dalle ipocrisie, anche dai furbi cesellamenti intellettuali per renderlo più impresentabile. No, Iacchetti la dice papale papale. Chi come suo interlocutore sostiene le ragioni di Israele, peraltro criticando Netanyahu, perché stava criticando alcune decisioni del governo Netanyahu, non può parlare. Sul tema Medio Oriente, scontro di civiltà che contrappone ancora, risulta, un'organizzazione terrorista a Israele, non ci deve essere contraddittorio, nessuno deve contraddire la verità incarnata da Iacchetti e da chi la pensa come lui. Pensate a questo oggettivo autoritarismo pseudo-intellettuale e pensate invece alla vita, alle opere, al modo di incarnare la politica di Charlie Kirk, quel ragazzo americano a cui per le sue idee hanno sparato, che all'opposto ha improntato la sua vita pubblica sul logos, sul discorso, su cercare il punto di vista altrui per relazionarsi, sulla contraddizione continua per trovare una sintesi, sul dialogo socratico, sull'essenza migliore di quella che è la civiltà occidentale. Qualunque uomo libero si merita ancora che la nostra società assomigli molto più a Charlie Kirk e molto meno alla spalla di greggio